Oltre 500 commenti denigratori e minacciosi sulla pagina Facebook comparsi a poche ore dall'annuncio della campagna di sensibilizzazione #Vacciniamo il lavoro veneto promossa dalla CISL regionale. Pretesto dell'attacco social e il video in cui il segretario Gianfranco Refosco esponeva le iniziative programmate dal sindacato a sostegno della vaccinazione Covid tra i lavoratori, oltre che la richiesta alle istituzioni a contemplarne l'obbligatorietà in alcuni settori. Abbiamo postato sui social la notizia dell'avvio della campagna e immediatamente siamo stati sommersi da messaggi di insulti, di ingiurie nei confronti della CISL, messaggi provenienti da utenti non riconoscibili, dei troll, riconducibili al mondo del complottismo, dei Novax. Un'aggressione, ribadisce Refosco, che conferma l'urgenza di sensibilizzare e informare i cittadini più esposti al contagio da Covid-19. In Veneto abbiamo avuto quasi 8.500 morti dall'inizio della pandemia. Oltre 8.000 sono stati gli infortuni Covid denunciati, infortuni in posti di lavoro. Ebbene, a fronte di tutto questo, la necessità di informare compiutamente le persone e di invitarle alla vaccinazione riteniamo che sia sempre più importante. I post sono ora all'esame dei legali della CISL per eventuali querele per diffamazioni e altri reati, mentre sarà inviata una segnalazione alla polizia postale.